Code al Palacongressi per l'Open Week, somministrato non solo AstraZeneca ma anche Pfizer e Moderna per gli aventi diritto. Il sociologo Pira interviene sulle fake news relative ai vaccini. Un'altra tragedia nel Mar Mediterraneo, al largo della Libia, morti oltre 100 migranti. Musumeci fa sul serio: il ponte sullo stretto ce lo facciamo da soli, una posizione che supera di fatto il mancato inserimento dell'opera nei progetti dei ricoveri e che apre un nuovo scenario. Trovate nuove tracce di sangue e capelli nell'auto del 19enne accusato di aver ucciso a gennaio la sua fidanzata Roberta Siragusa, 17enne. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione in occasione del primo Open Day dei vaccini AstraZeneca al target 60-79 anni e Pfizer e Moderna per i fragili over 60. Ad Agrigento lunghe file, assembramenti e proteste. Tutto questo mentre il Covid non arretra. La Sicilia è quinta per numero di contagi in Italia e aumentano anche le zone rosse, tra cui Cattolica, Palermo e Mistretta. Ci sono i servizi. Tra le nuove zone rosse istituite dal presidente della regione Nello Musumeci riguardanti la nostra provincia c'è il comune di Cattolica Eraclea, dove la stessa però è stata prorogata fino al prossimo 28 aprile. Non si tratta quindi di una nuova restrizione. C'è anche la proroga per l'isola di Lampedusa e Linosa. Al momento nella nostra provincia sono 6 le zone rosse in essere, oltre a quella di Cattolica Eraclea. I comuni interessati sono quelli di Canicattì, Favara, Montallegro, Palma di Montechiaro, Lampedusa e Linosa. In totale sono ben 56 le zone rosse in Sicilia, che stanno interessando anche comuni popolosi, oltre ovviamente alla più importante per contagi come Palermo e Catania. L'ultimo dato relativamente ai contaminati da Covid-19 danno infatti in Sicilia 1.412 contagi su 34.077 tamponi effettuati, con un'incidenza del 4,1%. Al momento la Sicilia è quinta per numero di contagi in Italia e i deceduti nelle ultime ore sono stati 23 per un totale complessivo di ben 5.241. Così i dati nelle altre province siciliane. Palermo resta in testa con 460 nuovi casi, a seguire Catania con 339, Messina 96, Siracusa 97, Trapani 22, Ragusa in aumento a 142, Caltanissetta a 106, dove è stata anche istituita la zona rossa nel comune di Gela a partire da domani, sabato. Enna 20 e Agrigento 125 nuovi casi. Intanto sono arrivati in Sicilia i vaccini Johnson & Johnson, in totale sono 14.750 che sono stati consegnati nelle farmacie ospedaliere. Ad Agrigento ne sono stati assegnati 1.300. Intanto ieri pomeriggio, primo giorno del nuovo Open Week voluto dal presidente Musumeci, anticipato alla giornata di giovedì rispetto alla volta scorsa. Non è andata bene dal punto di vista organizzativo. All'hub del villaggio Mosè, al Palacongressi, l'afflusso di gente è stato notevole. Moltissime le lamentele raccolte, dove le persone hanno dovuto aspettare a lungo in attesa della propria dose, con file dove assolutamente non veniva effettuato il distanziamento e senza creare i dovuti accorgimenti e le divisioni tra i vaccinati prenotati e quelli liberi che hanno aderito all'appello di Musumeci. Si spera quindi che oggi l'ASP di Agrigento per domani e domenica possa attrezzarsi al meglio, creando il distanziamento necessario e che vengano rispettate le norme con delle file apposite. Intanto, in merito alla proroga della zona rossa al comune di Cattolica Eraclea, abbiamo sentito il sindaco Santo Borsellino. Intanto no, non il 28 settembre ma il 28 aprile, è stata prorogata per altri 6 giorni perché i numeri dei contagi in base alla nostra comunità, agli abitanti, sono un po' elevati, però ad oggi possiamo dire che i contagiati sono circoscritti, la gente sta rispondendo bene e sperando che tra alcuni giorni entriamo nella normalità. In merito ai vaccini, qual è la situazione lì a Cattolica Eraclea? Per i vaccini si stanno vaccinando gli ultraottantenni, siamo nelle mani dell'ASP, della regione, dello Stato, cioè quando aprono i battenti e le persone cercano di vaccinarsi perché c'è una voglia di vaccinarsi per tutelarci
da questo maledetto coronavirus. Ci sono dei punti mobili lì a Cattolica o siete costretti a recarvi presso le varie sedi, non so, Agrigento, Sciacca, Ribera? Si collocano a Ribera, a Bivona e ad Agrigento, non abbiamo punti di vaccinazione fatte bene a Cattolica. Magari si potrebbe approntare un pulmino, un mezzo mobile per aiutarvi in questo senso? Ma noi, la gente sta rispondendo, va a Ribera, tutto il problema dei vaccini, che ha patologia vulnerabile, cose si prenotano, i tempi ci sono, ma se c'è bisogno noi come amministrazione siamo a disposizione della nostra comunità. Emergenze economiche e sociali a Palermo, il rimbalzo di responsabilità tra il governatore Musumeci ed il sindaco Orlando, i dati erroneamente comunicati o recepiti e l'aumento dei contagi hanno prodotto di fatto nuovamente la zona rossa, nonostante la chiusura di alcuni settori economici. A lanciare un nuovo allarme Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa, che non nasconde amarezza e rabbia per la conferma della zona rossa nella città metropolitana di Palermo. Il provvedimento viene infatti definito un nuovo colpo mortale per l'economia. Secondo Attinasi, le circostanze dimostrano che nonostante la chiusura di ristoranti, bar, parrucchierie e negozi di abbigliamento, il livello di contagio non è diminuito, quindi non si capisce perché bisogna tenere chiuse queste attività commerciali. Attinasi sottolinea che i mancati aiuti da parte del governo rappresentano una vera e propria beffa per tanti imprenditori, i finti ristori per le imprese, la finta cassa integrazione per i lavoratori, gli affitti, le utenze, le tasse che occorre pagare sono la fotografia di un paese che si prende gioco del mondo delle imprese. È facile, dice ancora Attinasi, emettere giudizi o decreti quando si ha la garanzia di uno stipendio a fine mese. Le imprese sono ormai al collasso e siamo di fronte a difficoltà economiche estreme e fenomeni sociali che possono diventare incontrollabili. Assoimpresa non ci sta e chiede un incontro urgente al presidente Musumeci, al sindaco Orlando, al prefetto per trovare delle soluzioni immediate. Ma oltre ad Assoimpresa, tonare anche Confcommercio. Nel 2020 i consumi italiani sono diminuiti di 130 miliardi di euro. Le chiusure dei negozi nel 2021 non hanno permesso un recupero e sono stimate a rischio chiusura 70.000 punti vendita. Parla di problemi e prospettive certamente amare del settore. Patrizia Di Dio, vicepresidente Confcommercio e presidente nazionale di Terziario Donna, nonché CEO di La Via in Rose. Che dire, purtroppo la situazione è quella che è. In ogni caso è sempre per danneggiare il nostro settore. Siamo già in ginocchio, se no peggio, e andiamo sempre indietro e non in avanti. Un paese messo in ginocchio a causa delle misure straordinarie che sono state istituite attraverso l'ordinanza emanata dal presidente della regione Musumeci, che ha dichiarato zona rossa il comune di Mistretta. Un provvedimento che ha tagliato le gambe a tutte quelle attività presenti nel territorio mastratino che già vivevano il loro periodo difficile. Ma per saperne di più, a ridosso della forzata chiusura, abbiamo raccolto delle testimonianze. Le mie impressioni sono che effettivamente è giusto le decisioni che vengono prese, però per 16 casi in un paese di 5.000 abitanti non lo so se i parametri sono effettivamente accettabili o sono consoni, diciamo, a questa decisione presa. Questa chiusura purtroppo ci costringe a continuare le nostre perdite, che da un anno che sono molto, molto pesanti. Questo settore ne ha risentito maggiormente perché naturalmente sono beni non di prima necessità. Ci atterremo alle regole, ma speriamo di farcela. Come normalmente uno la può accogliere, con molta tristezza, con molto pessimismo, ma con una speranza che con questa campagna di vaccinazione potremmo prima o poi uscire fuori da questa pandemia. Molti si stupiscono perché la zona rossa in questo periodo che abbiamo 16 penso positivi e non a gennaio quando eravamo di più. Io penso che sia stato dovuto tutto questo al decreto che ha fatto Draghi, in quanto il numero è sceso, diciamo, per quanto riguarda il numero di abitanti confrontato al numero dei positivi.
Quindi se già noi penso che con il decreto che ha fatto Draghi siamo sopra di 4 soggetti, perché per il numero di abitanti dovevano essere 12 i positivi. Quindi cerchiamo di osservare le regole, cerchiamo di essere scrupolosi noi per uscirne presto da questa pandemia che ci sta un po' logorando tutti. Il docente dell'Università di Messina, il sociologo Francesco Pira, interviene sulle fake news relative ai vaccini anti-Covid. Arturo Cantella. Il presidente dell'Osservatorio sulle fake news di Confassociazioni, Francesco Pira, è intervenuto in merito alle notizie false e alla disinformazione, che sono un problema che pesa anche sull'economia. Diverse le ricerche che evidenziano come processi legati alla diffusione di fake news stiano minando la reputazione dei vaccini, limitando la propensione a vaccinarsi. Il dilagare della disinformazione ha messo a rischio la campagna vaccinale dalle fondamenta, ha dichiarato il sociologo Francesco Pira, poiché non solo ha messo in dubbio l'utilità del vaccino, favorendo un clima di timore e incertezza tra la popolazione, ma ha anche danneggiato la reputazione di chi ha investito risorse in ricerca e per mesi ha lavorato duro per trovare un antidoto al virus. Dunque per Pira è fondamentale intervenire immediatamente e trovare un controflusso di comunicazione per aiutare la campagna vaccinale. 22.400 tweet falsi sull'emergenza pandemica, e questo è il dato da cui siamo partiti come Osservatorio Nazionale sulle Fake News di Confassociazioni, per rivendicare come notizie false e disinformazione diventano un problema grossissimo per la nostra economia in questo momento di emergenza sanitaria e di emergenza economica. Nelle ultime settimane c'è stato una sorta di uragano della disinformazione, fake news che si sono abbattute su molti stati, e questo naturalmente ha creato problemi notevolissimi e danni non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico, ritardi sulla vaccinazione che naturalmente poi ha una conseguenza immediata sulla ripresa economica. L'appello che lanciamo è un appello per un lavoro costante di buone informazioni da parte degli organi di stampa, di informazioni verificate, un'assunzione di responsabilità da parte di chi gestisce le piattaforme social e in particolare la messaggeria veloce. Sono tantissimi messaggi con fake news che arrivano attraverso WhatsApp, attraverso Telegram. C'è un dilagare di disinformazione che ha minato la campagna vaccinale dalle fondamenta, e tutto questo ha favorito un clima di incertezza, un clima di paura di tutta la popolazione, e ha danneggiato naturalmente anche chi ha investito risorse per darci in breve tempo un vaccino che potrebbe permetterci una ripresa immediata. Per questo, come Osservatorio Nazionale sulle Fake News di Confassociazioni, lavoreremo presto per un rapporto che possa anche documentare quello che sta accadendo nel nostro paese. Ringrazio il presidente di Confassociazioni, il dottor Angelo Daiana, per la sua presa di posizione, che naturalmente è fortissima su questo argomento, e anche per la responsabilità e la fiducia che ci ha dato di portare avanti questo lavoro, che è un lavoro delicato a favore della verità e della buona informazione. Un'altra tragedia nel Mar Mediterraneo, naufragio al largo della Libia, una strage di oltre 100 morti. Lello Casesa. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo. Lo riporta questa mattina l'ANSA, con cui descrive come decine di migranti risultano dispersi, morti annegati nel naufragio di un gommone al largo delle coste libiche. Lo riferisce SOS Mediterranee, che racconta dalla voce del comandante dell'equipaggio della Ocean Viking che 130 persone erano a bordo di un'imbarcazione che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive e di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli.
13 cadaveri sono stati finora avvistati in mare, ma non è stato possibile recuperarli. Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo dell'equipaggio, afferma che dopo ore di ricerca la nostra peggiore paura si è avverata. La Ocean Viking ha assistito alla fase successiva del naufragio con trepidazione a nord-est di Tripoli. L'allarme era scattato mercoledì per la mancanza tra i radar dell'imbarcazione con a bordo le 130 persone. In assenza di un coordinamento efficace da parte dello Stato, scrive la Albera, 3 navi mercantili e la Ocean Viking hanno cooperato per organizzare la ricerca in condizioni di mare estremamente difficili. Oggi, mentre cercavamo senza sosta nella totale mancanza di supporto dalle autorità marittime competenti, 3 cadaveri sono stati avvistati in acqua dalla nave mercantile My Rose. Un aereo di Frontex ha individuato poco dopo il relitto di un gommone. Dal momento in cui siamo arrivati sul posto non abbiamo trovato nessun sopravvissuto, ma abbiamo visto almeno 10 corpi nelle vicinanze del relitto. Abbiamo il cuore spezzato, ha concluso la Albera. Il ponte sullo stretto ce lo facciamo da soli. Musumeci con Salini lancia una nuova sfida, subito pronti a fare l'opera. Vediamo. E abbiamo la necessità oggi di cogliere l'opportunità di una presenza autorevole e importante nel mondo della imprenditoria non solo italiana, per rilanciare un tema del quale siamo stati da sempre coerentemente propugnatori. Ecco, parlo di Ulisse. Parlo di Ulisse e della sua capacità di poter finalmente collegare la Sicilia con la Calabria. Ah, dimenticavo, chi è Ulisse? Ulisse è il ponte sullo stretto, ma non lo chiameremo più ponte sullo stretto. Ecco, abbiamo deciso questo. Noi dobbiamo oggi non rilanciare un tema sul quale non c'è più bisogno di rilancio, ma dobbiamo oggi lanciare una sfida al governo di salute pubblica. Calabria e Sicilia rivendicano il diritto di sapere finalmente, al di là dei bizantinismi che di volta in volta si ripropongono, hanno il diritto le 2 regioni di sapere che cosa si vuole fare di Ulisse. Basta con la legge del rinvio. Ci dicano se per loro la Sicilia e la Calabria sono ancora continente europeo. Non ci offendiamo, ma abbiamo il diritto di sapere per il governo Draghi cosa dobbiamo essere. Non dico solo Sicilia e Calabria, ma il Mezzogiorno d'Italia, cosa dobbiamo essere nei prossimi 10-20 anni? Cosa si vuol fare di noi nel bacino euro-afroasiatico? Quale sorte abbiamo? Se dobbiamo restare 2 grandi contenitori di consumatori, di prodotti che arrivano dal nord, o se invece possiamo avere una nuova vocazione, una nuova proiezione mediterranea, se possiamo diventare il punto di approdo dell'Europa per un'Africa che sta cambiando, per un Medio Oriente che sta cambiando. Abbiamo il diritto di saperlo, perché milioni di persone italiane ed europee hanno in queste 2 regioni il diritto di sapere. Sì, il diritto di sapere quale sarà il futuro loro e dei loro figli, perché il collegamento stabile fra le 2 sponde disegna un nuovo modello di sviluppo per queste 2 regioni e complessivamente per il Mezzogiorno d'Italia. Se noi pensiamo che l'alta velocità, secondo i progetti dell'attuale governo di salute pubblica,
debba fermarsi in provincia di Cosenza, è chiaro che noi cominciamo a organizzare una grande sottoscrizione, se serve, per realizzare noi un modello alternativo a quello immaginato dal governo. E c'è un modello alternativo? C'è un modello alternativo? C'è, ed è quello di far diventare centrali nel Mediterraneo le regioni del sud e non più restare periferie d'Europa. La nostra marginalità ci costringe a pagare un prezzo altissimo. Calabria e Sicilia dal 1971 combattono e sgomitano tra di loro per non essere ultimi o penultimi in classifica per prodotto interno lordo in Italia. Dal 1971 la musica è sempre la stessa. Calabria, Campania, Sicilia lottano per essere o terzultima o penultima o ultima. È chiaro che non c'è possibilità di crescita per queste regioni se non si diventa centrali e se non si abbandona la marginalità rispetto alla quale noi restiamo periferie d'Europa. E siccome noi vogliamo essere centrali nel Mediterraneo che cambia, e siccome vogliamo essere la naturale piattaforma per offrirci alle centinaia, migliaia di navi che arrivano dal canale di Suez, e siccome vogliamo essere la piattaforma, parlo della Calabria e parlo della Sicilia, del riferimento per quel 40% di traffico mercantile che attraversa il Mediterraneo e che non si ferma sulle nostre coste, ma che va verso lo stretto di Gibilterra per raggiungere Rotterdam, bene, noi desideriamo che il governo ci dica che cosa vuole fare di questo Sud Italia. Torniamo a parlare dell'omicidio di Roberta Siragusa, la 17enne di Caccamo, uccisa la notte fra il 23 e il 24 gennaio. Trovate tracce di sangue e capelli bruciati nell'auto del fidanzato, un giovane di 19 anni. I dettagli nel servizio. Nell'auto del fidanzato, sul sedile anteriore destro e sul freno a mano, sarebbero emerse tracce di sangue che conterrebbero sia il DNA di Roberta Siragusa che del suo assassino Pietro Monreale. Lui, secondo le ultime ricostruzioni, l'avrebbe picchiata prima di ucciderla. La giovane avrebbe provato a fuggire, ma sarebbe stata spinta con forza per terra, da lì la ferita sotto il mento. Poi il fidanzato ha reso il suo corpo alle ardenti fiamme. Stando alle risultanze investigative, Monreale avrebbe poi caricato il cadavere in auto, progettando di farlo scomparire in un dirupo sotto al Belvedere di Caccamo, nel Palermitano. Gli investigatori del reparto investigativo scientifiche hanno trovato tracce di materiale combusto nel sedile posteriore della vettura dove Monreale ha sistemato il cadavere semicarbonizzato di Roberta. Sono emerse formazioni pilifere e altre particelle. Le indagini scientifiche hanno fatto emergere tutto l'orrore di quella notte del 23 gennaio scorso. Davanti al campo sportivo i carabinieri hanno trovato brandelli di jeans e di una maglietta, un mazzo di chiavi alla zip e di una cerniera, poi anche parti di una bottiglia con tracce di benzina. Roberta è morta asfissiata, ha detto il medico legale dopo l'autopsia. Gli stessi frammenti di jeans erano nella zona del Belvedere. Dopo il delitto l'assassino è tornato a casa ed è corso in bagno per lavarsi. Nel lavello il RIS ha trovato una traccia di sangue che contiene un profilo genetico misto. Sono i DNA di Pietro Monreale, di Roberta Siragusa. Altri dettagli che raccontano di quella notte. L'ultimo video che la vittima ha postato su Instagram ritrae una tavola con 5 bicchierini, una bottiglia di vodka ed un mazzo di carte. L'ultimo momento di spensieratezza a casa di amici per la 17enne di Caccamo poco prima della mezzanotte. Poi lei e il fidanzato sono andati via. Lui è ricomparso solo alle 9:30 del mattino alla stazione dei carabinieri di Caccamo, sussurrando: Roberta è morta, vi porto dove si trova il suo cadavere. Ma ha continuato a sostenere che Roberta si era data fuoco durante un litigio, ma era solo una messa in scena, e adesso le tracce trovate dalla RIS lo dimostrano. Resta il forte sospetto che qualcuno abbia aiutato l'assassino a costruire la sua messa in scena.
Le indagini della Procura di Termini Imerese proseguono ancora. Le debolezze dell'economia al tempo del Covid e come le mafie la stanno attaccando. Vediamo. I numeri sarebbero da paura, sono le cifre che descrivono l'infiltrazione ancora una volta delle mafie, ma questa volta nel mondo legato al sistema delle vacanze nel nostro paese. Aziende, alberghi e ristoranti sarebbero nel mirino sotto il controllo, in taluni casi, di boss e picciotti. Sarebbe infatti pari a 2,2 miliardi di euro il giro d'affari della criminalità organizzata italiana derivante dall'infiltrazione nell'economia legale del settore turistico del bel paese, di cui 850 milioni di euro, pari al 38% del totale, concentrato nelle realtà del Mezzogiorno, un'attività sempre più pervasiva di controllo del territorio che metterebbe a rischio ben 4.450 imprese attive del comparto, maggiormente fiaccante della crisi di liquidità causata dall'emergenza pandemica e dunque più vulnerabili al welfare criminale delle mafie che dispongono al contrario di ingenti risorse finanziarie pronte alle operazioni di riciclaggio. A riportare la notizia sono le principali testate nazionali online. Sono 6 sistemi regionali con il livello di rischio più elevato: Campania, Lazio, Sicilia, Calabria, Lombardia e Puglia. Ben 430 inoltre gli alberghi e ristoranti confiscati ad oggi, di cui quasi il 60% nei territori tradizionalmente caratterizzati da un maggiore radicamento della criminalità organizzata, impennata pari al 243%, infine per le operazioni finanziarie sospette direttamente attinenti ai gruppi mafiosi. A far da padrone in questo vorticoso giro di denaro è la mafia calabrese. Ammonta a 2.200 milioni di euro la stima dei proventi della criminalità organizzata derivante dall'infiltrazione economica nel comparto turistico italiano. L'analisi per sodalizio criminale evidenzia il primato dell''ndrangheta con un giro d'affari di 810 milioni di euro, pari al 37% degli introiti complessivi, immediatamente seguita dalla camorra con 730 milioni di euro, 33%, mafia con 440 milioni di euro, 20%, e criminalità organizzata pugliese e lucana con 220 milioni di euro, 10%. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Demoscopica, che ha stimato l'attività di welfare criminale delle mafie sul comparto turistico, elaborando una serie di dati rilevati da alcune fonti ufficiali o autorevoli. Per consentire una lettura più agevole, le regioni sono state classificate in 4 raggruppamenti in relazione al loro livello di infiltrazione nel tessuto economico: alto, medio, medio-basso e basso. In particolare a pesare sul primato negativo della Campania, che ha totalizzato il massimo del punteggio, 122,9 punti, i 101 alberghi e ristoranti confiscati, pari al 23,5% sul totale delle strutture turistiche confiscate dalle autorità competenti, e le oltre 11.000 operazioni finanziarie sospette direttamente imputabili alla criminalità organizzata, a completare l'area caratterizzata da un livello alto di infiltrazione economica nel comparto turistico. In relazione a pesi diversi ottenuti sugli indicatori individuati si collocano Lazio, Sicilia con 110,9 punti, Calabria con 108,1 punti, Lombardia e Puglia. Nelle realtà territoriali caratterizzate da un maggiore rischio di infiltrazione economica della criminalità organizzata, infine, si concentra oltre la metà, 53,4% del giro d'affari dei proventi illegali, quantificabile in 1.175 milioni di euro, e nella fattispecie per la Sicilia 175 milioni di euro, una cifra impensabile ed assurda se associata a questi specifici contesti criminosi. Dietro la crisi dunque il malaffare ben gestito ed ampiamente remunerativo. Il Covid azzoppa e picciotti aggiustano, ma le indagini purtroppo ebbene scoperchiano. In 3 mesi scoperti dai carabinieri 269 furbetti del reddito di cittadinanza. Caso limite, quello di un uomo di Misilmeri che percepiva il sussidio e arrotondava facendo l'usuraio. Vediamo. È un anno davvero beffardo questo 2021, e non di certo soltanto in termini sanitari. Nei primi 3 mesi dell'anno corrente, infatti, in ambito regionale sono state complessivamente individuate e denunciate ben 269 persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Si tratta di individui che hanno approfittato del beneficio, vale a dire che avrebbero dichiarato il falso mettendo elementi attestanti il proprio patrimonio nella domanda presentata
all'INPS o che hanno ricevuto il sussidio pur svolgendo attività illecite o addirittura lavoro in nero. In particolare gli indebiti introiti sono emersi nell'ambito di indagini effettuate dai reparti investigativi dei comandi provinciali dei Carabinieri, che si sono avvalsi anche della collaborazione dei reparti specializzati dell'Arma, in particolare dei nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro presenti in ogni provincia e che hanno una specifica competenza in materia. Nelle indagini sinora svolte sono stati messi a sistema tutti gli elementi raccolti nel corso delle attività investigative per giungere così all'obiettivo finale di verificare puntualmente i requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai percettori del beneficio in argomento. Ma non solo, i reparti territoriali dell'Arma, in occasione di qualsiasi ordinario controllo, estendono le loro verifiche per appurare se tra i componenti di un nucleo familiare vi sia la presenza di un soggetto percettore di reddito di cittadinanza, utilizzando banche dati e altre risorse informatiche, anche effettuando controlli incrociati, segnalando i presunti indebiti percettori del sussidio all'INPS e alle autorità giudiziarie. Un episodio significativo dell'Ercara Friddi nel Palermitano, proprio nello scorso mese di marzo, dove i Carabinieri hanno deferito 30 persone in stato di libertà di età compresa tra i 20 e gli 80 anni. Le denunce sono state formalizzate a conclusione di un'indagine avviata nel gennaio scorso, nel corso della quale si è accertato che le persone coinvolte, 22 donne e 8 uomini, per lo più incensurati per eludere i controlli da parte dell'INPS, avevano reso dichiarazioni mendaci o incomplete nella dichiarazione sostitutiva unica, omettendo dati obbligatori e percependo quindi indebitamente il sussidio, ovvero percependolo in misura superiore al dovuto. Nelle ultime ore, inoltre, i carabinieri della stazione di Misilmeri, sempre nel Palermitano, hanno arrestato un 38enne del luogo, accertando durante le indagini che l'uomo risultato percettore del reddito di cittadinanza aveva elargito prestiti ad oltre 30 persone, applicando tassi di interessi usurari del 20% finanche al 100%, approfittando delle precarie condizioni economiche in cui versavano le vittime, aggravate dall'attuale situazione pandemica. Nei suoi confronti, pertanto, è subito scattata la revoca del sussidio nazionale. Il quadro delineato evidenzia peraltro una preoccupante diffusione dello specifico fenomeno criminoso, ed è per tale motivo che l'Arma, con i suoi capillari presidi sul territorio, ha intensificato la risposta investigativa verso queste inaccettabili sottrazioni di risorse pubbliche e preziose, adottando in ogni provincia mirate procedure e sinergie finalizzate a porre fine agli illeciti in questione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Peschereccio avvistato e bloccato mentre pescava nasello europeo e gambero rosa in un'area interdetta, un'area destinata al ripopolamento ittico. Arturo Cantella. Nell'ambito dell'attività della tutela delle risorse ittiche, la Capitaneria di Porto Empedocle ha sanzionato un peschereccio empedoclino per pesca in zona non consentita. Infatti è stata portata a termine un'importante attività di contrasto alla pesca illegale. Gli uomini della Guardia Costiera sono entrati in azione a seguito della rilevazione da parte di un mezzo aereo del corpo di un peschereccio intento ad effettuare attività di pesca in un'area interdetta destinata al ripopolamento ittico denominata ad ovest del bacino di Gela. L'area nella quale è stata riscontrata l'attività illecita fa parte di una delle 3 aree di restrizione che sono state individuate nel Mar Mediterraneo per la tutela di alcuni stock ittici, nello specifico il nasello europeo e il gambero rosa. Nello specchio acque in questione vige il divieto assoluto di pescare con reti a strascico. Dopo che il mezzo aereo della Guardia Costiera ha individuato il motopesca intento in attività fraudolenta, è prontamente intervenuta una motovedetta del corpo che lo ha intercettato in mare e scortato fino al porto empedoclino. L'attività ispettiva ha portato alla contestazione di ben 3 verbali e a 2 sequestri amministrativi per sanzioni che ammontano complessivamente a 6.000 euro. Nello specifico sono stati inoltre sequestrati 40 metri di rete non conforme alla normativa prevista, 33 kg di prodotto ittico in quanto pescato con attrezzi non consentiti. L'intero prodotto ittico sequestrato, considerato in buono stato di conservazione da parte del veterinario, è stato devoluto in beneficenza presso enti caritatevoli.
L'operazione rientra in una più ampia attività di controllo e monitoraggio dell'attività di pesca posta in essere dalla Capitaneria di Porto Empedocle, Guardia Costiera, a salvaguardia delle risorse ittiche, degli ambienti costieri e della salute dei consumatori, attività che verrà posta in essere costantemente. Gianluigi Paragone, leader del partito politico Italexit in Sicilia, oggi e domani per partecipare a una fitta serie di iniziative politiche e di incontri con associazioni sindacali e di categorie in ambito regionale. Una delle tappe è Naro, in provincia di Agrigento. Vediamo. Il movimento Paragone ultimamente è stato molto impegnato a favore dei tanti commercianti che si sono lamentati con diversi flash mob. Paragone è stato in tutte le piazze d'Italia, Italexit a sostegno sempre delle imprese, dei ristoratori, delle partite IVE che in questo periodo di pandemia purtroppo hanno subito delle restrizioni così gravi tale da ormai non poter fronteggiare e sfamare anche le proprie famiglie. Noi saremo sempre presenti nelle piazze, daremo tutto il sostegno possibile ai nostri ristoratori, alle nostre imprese. Chi vorrà saprà dove trovarci. Domani a Naro, piazza Padre Favara, faremo una manifestazione, si lancerà la conferenza stampa, avremo l'onore di avere il nostro leader Gianluigi Paragone, dove verrà fatto il primo attivo regionale nel comune di Naro presso la piazza Padre Favara. Da qua lanceremo anche la campagna regionale che si terrà nel 2022, quindi avremo questa opportunità, si parlerà del programma sicilianista perché vogliamo portare la Sicilia avanti anche con le industrie. Chi vorrà partecipare sarà il benvenuto per stare con noi e lanciare delle proposte. Tennis, il presidente FIT Sicilia, pronti a una grande stagione estiva, aspettiamo le decisioni del governo. A parlare è Giorgio Giordano, presidente della Federazione Italiana Tennis Sicilia. Vediamo. Per ora la nostra attività è a scartamento ridotto, naturalmente facciamo soltanto le attività concesse e autorizzate dal CONI nazionale. Speriamo che appunto con la campagna vaccinale in corso la situazione migliori e che riprendiamo a pieno regime le nostre attività, che naturalmente sono parecchie, sono moltissime, ma che noi stiamo già preparando in modo di essere pronti appena tutta l'attività riprenda a 360 gradi. Il torneo del country è l'unica certezza, si farà in ogni caso o a porte chiuse, speriamo di no, e che dia la possibilità a tutti gli appassionati di assistere a questo importantissimo torneo. Siamo in attesa di sapere le decisioni da parte della federazione sulla riapertura del centro estivo, che noi auguriamo si riapra a Scoglitti nella nuova sede del centro estivo siciliano, e poi naturalmente tutte le attività, tutti i tornei in programma che ci saranno in estate, con grossi tornei di padel a livello internazionale. Insomma, c'è molta attività in cantiere e aspettiamo che il nuovo DPCM apra e ci dia la possibilità di svolgere tutte queste attività. Noi già siamo pronti, abbiamo programmato tutte le attività, ripeto, attualmente ad oggi svolgiamo soltanto l'attività che è concessa e autorizzata dal CONI. Alcune attività al momento non sono autorizzate, però sicuramente dopo l'estate spero e mi auguro che riprenda l'attività in toto. Successo per l'ultimo lavoro del cantautore e musicista siciliano Lillo Puccio. Vediamo. La musica e la scultura hanno da sempre rappresentato un'esperienza di grande importanza nella mia vita e così ho voluto mettere insieme quelle che sono le dinamiche espressive della scultura con quelle che invece sono le armonie della musica e della melodia.
nostra terra con un riferimento ai templi. Infatti il taglio e la forma ricordano quella di un tempio, il tempio della consapevolezza che nella nostra madre terra c'è la chiave di tutto. Questo mio nuovo lavoro parte da una riflessione, dettata dal bisogno di recuperare quel rapporto filiale che si nutre per la madre terra, che è la nostra vera casa e custodisce la vita. Quando mi trovo davanti a una pietra, provo sempre un grande senso di meraviglia e di riconoscenza nei confronti della natura, perché la pietra è natura. E come diceva Michelangelo, dentro ad ogni pietra c'è una forma che l'artista estrae, come se tirasse fuori l'anima. Si pone in una dimensione che deve essere ascoltata. Al suo interno c'è un'armonia segreta, direi anche stereofonica, sonora, ed è la stessa armonia insita nella natura che la individualizza. Il mio compito è quello di ascoltarne la voce, non per imitarla, ma per condividerne le emozioni. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.